Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, dopo Sveva dalla bellissima voce, abbiamo Natalia dalla freschissima voce. In regia abbiamo di che scegliere, e bene. Un saluto quindi a Natalia, un abbraccione grande grande a Tina e alla sua mamma che ha compiuto i 102 anni e ha bisogno sempre di maggiori cure. Un abbraccione grande grande a Matteo, che rivedremo domenica prossima, lo ricordo a tutti, a Pontida, sul prato di Pontina, a Pontida domenica 21, ma in una 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, che chi vuole alimentare, chi vuole partecipare ad essa, ripeto, è una manifestazione della durata di 4 giorni, tutti interessanti, tutti a rivedere e anche a rileggere sotto certi aspetti la storia di quello che è stato il movimento rivista, con uno sguardo rivolto al futuro e tenendo conto di un presente che è quantomeno tragico, dal quale bisogna uscire. Il nostro piccolissimo contributo, tentativo di contributo nell'uscire da una situazione tragica, l'abbiamo cercato nel conversare per un anno intero, dal giugno dell'anno scorso, più di un anno, conversare dei principi, dell'essenza della democrazia e della sua crisi, della sua evidente crisi. Era un argomento che ha fatto storcere la bocca a non pochi all'inizio, perché lo si riteneva inconferente per certi aspetti. Così non è stato, e oggi abbiamo anche vediamo dopo un anno erotti che il problema si evidenzia anche sull'altra sponda. Ieri nel suo inserto Gutenberg, l'Avvenire ha pubblicato un intero fascicolo intitolato "E la democrazia come sta?", ripercorrendo in chiave progressista, perché oggi, nonostante piano piano si stia evolvendo, ma perché è cambiato il manico a Roma, ma Avvenire è un giornale d'area progressista di sinistra, però vengono ripercorsi i tratti essenziali di quello che è stato l'argomento per noi di riflessione per un anno. Nella nostra mezz'oretta del sabato abbiamo trattato di questo. Io vi invito a leggerlo sapendo che è in chiave progressista, però per rilevare alcuni dei punti che sono emersi durante il nostro anno di riflessione. Da un lato, la secessione dalla logica. Cioè, cosa significa secessione dalla logica? La logica è il primo articolo, tra l'altro, è del professor Totaro. Cosa significa? Significa la logica è quella che, insieme alla morale, regge la vita di tutti i giorni. La realtà sociale nostra. Bene, nostra e degli altri popoli. Ora, secondo poi i costumi che sono diversi fra loro. Ora, nel momento in cui la politica, le istituzioni, chi ha il potere non applica e non si riconosce nella logica della gente comune, della società, crea un distacco. Nel momento in cui crea un distacco non si può nemmeno parlare di democrazia. Non si può parlare di democrazia perché la logica che regge i comportamenti dei popoli finisce per dimostrarsi diversa o addirittura incompatibile con quella
che viene usato dal potere. Si fa osservare quello che abbiamo osservato anche noi, e cioè che la politica è stata assunta, e questo è un errore clamoroso, ma è stata assunta come un'azione che si distacca dalla morale comune. Cioè, quando diventa politico, il fessacchiotto della porta accanto che viene eletto assurge a un livello tale per cui non è più tenuto a rispettare la morale del vicino di casa che fino al giorno prima lui stesso, l'eletto, rispettava. Cioè, in fondo, il politico sarebbe un martire, una figura tragica che deve accettare di agire anche in modo malvagio. Già la cosa, sotto un profilo democratico, lascia perplessi, ma è un dato comune fra gli studiosi del pensiero politico moderno, socialisti in larga parte, e è un dato comune che si attribuisce erroneamente, per certi aspetti, a Machiavelli, a Niccolò Machiavelli. A Niccolò Machiavelli, per il quale l'elemento fondamentale era da un lato il vincere da parte del principe, del potere, quindi vincere, e dall'altra parte quello di mantenere lo Stato. Il problema che si pone oggi però è un tantino diverso, e cioè lo Stato, abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, non c'è più, o meglio, lo Stato come insieme di strutture che comunque sono al servizio di un popolo non ci sono più. Non c'è più. Oggi come oggi lo Stato è un mezzo da parte di potentati che non stanno sopra agli Stati, che non sono collegabili, che sono ignoti, dei quali non si sa praticamente nulla, i quali utilizzano lo Stato, cioè i mezzi che dovrebbero servire a una migliore esistenza da parte dei cittadini, lo utilizzano per opprimerli. Quindi si è invertita questa visione, va ben al di là di quello che pensava Machiavelli. Dall'altro lato teniamo conto che questa scissione della morale a gioco lungo ha portato proprio a una scissione della logica. Scissione della logica che vediamo tutti i giorni, cioè praticamente questi poteri, questi potentati si sono arrogati la possibilità di fare qualunque cosa, perché qualunque cosa essi facciano, compresa praticamente la schedatura di tutti noi siamo abbiamo come riferimento non più delle persone per quanto riguarda i nostri servizi, ma delle macchine. Al telefono dobbiamo schiacciare il tasto 1, 2, 3, non ci risponde mai una persona, raramente, e quella persona normalmente non è informata, ma ci dice, nella migliore delle ipotesi, quello che le suggerisce lo schermo, il video che ha davanti. Quindi abbiamo a che fare con delle macchine che si rapportano con noi invece che noi, che in quanto democratici, quanto detentori di un potere popolare, avremmo diritto di rapportarci con persone che sono al nostro servizio. Questo è il cambiamento che attraverso queste macchine, tutto ciò che a queste macchine viene ordinato diventa comunque buono, comunque utile, comunque giusto, razionale, secondo un criterio, il criterio socialista, che trasforma quella che è una profezia di perfezione, come se l'uomo potesse avere la verità in tasca, in
in una schiavitù, perché questa è più o meno che la via per una schiavitù. Bene, queste cose in chiave socialista, quindi senza critica per i vari regimi che si sono socialisti, che si sono appalesati nella storia, da quello sovietico a quelli asiatici, pensate alla Cambogia, cioè i più grandi criminali sono proprio lì, però di quelli non si dice nulla. Quello è fatto per il bene del popolo, è una via che si dissocia completamente dalla morale, ma va bene. Però ecco, tenete conto che quello che è stato detto in questo anno e qualche mese, lo ritrovate, se lo leggete nella chiave di lettura del popolo, lo ritrovate come affermato, quindi come solido per quello che è stato detto, quindi come qualcosa che effettivamente è da contrastare. Un'altra delle affermazioni che potreste trovare se lo leggerete in questo fascicolo, è quella che i popoli oggi non contano assolutamente nulla. I popoli oggi non contano assolutamente nulla. Quindi come si possa parlare di democrazia laddove i popoli non contano nulla è un interrogativo che noi ci siamo posti, ma che al momento non si sono ancora posti dalla parte sinistra, la parte socialista, non se lo sono posti perché non gli conviene, prima di tutto. E auspicano che un domani, in una fratellanza universale dei popoli, la questione verrà meno e i popoli torneranno ad avere un loro potere. L'araba felice più o meno, o il miracolo di Lourdes. Ecco, noi sotto quel profilo lì ci crediamo un pochettino poco, quindi vorremmo qui, ora, adesso, a Pontida, domenica prossima, discutere di queste cose, valutare questi aspetti. C'è poi altra cosa interessante, c'è l'osservazione che finalmente che democrazia non è necessariamente la cosiddetta democrazia liberale, non è necessariamente quella e basta, cioè un popolo che man mano si apre a diritti nuovi, a esigenze nuove. No, l'adeguamento a esigenze nuove è ovvio, perché nessuno è scemo nel al punto da non adeguarsi a esigenze nuove, impellenti e a non discuterle. Questo è un discorso. Altro discorso è che vengano ampliati a dismisura i diritti, i cosiddetti diritti, cioè da quella della libera circolazione, della libertà di riunione, libertà di pensiero, libertà di parola, si amplia tutto quanto possibile e immaginabile, cioè far diventare diritti quelli che possono essere soltanto i desideri di una o un ristretto gruppo di persone. La considerazione che viene fatta, ed è interessante, perché corrisponde a quello che abbiamo detto nell'anno scorso, è che nel continuo ampliare la platea dei cosiddetti diritti che vanno al di là anche del buon senso, e qui richiamo quello che più volte ha detto Matteo, nell'ampliare questa platea si introduce un problema grande come una casa, una contraddizione grande come una casa, cioè che quella che a sinistra viene sostenuta come democrazia liberale, e ricordiamoci che il liberalismo combatteva la democrazia in origine e poi e soltanto in seguito viene associato ad essa col pensiero socialista appunto. Bene, nel momento in cui si accede alla possibilità di ampliare la platea dei diritti a dismisura, da quel momento ogni democrazia nel tempo diventa illiberale, non è più liberale, perché quei diritti che vengono ammessi
che ne so, 10 anni dopo, erano negati 10 anni prima, quindi quella democrazia di 10 anni anteriore diventa automaticamente illiberale. Ed ecco che spunta il problema dell'ethnos, cioè dell'etnia, ovvero il fatto che o per discendenza etnica oppure per adesione piena a una società, diventando popolo, bisogna considerare che un popolo si caratterizza per queste ragioni, cioè non soltanto per l'affermazione di diritti e per la gestione di questi diritti, ma perché c'è un idem sentire alla base, derivante o da fattori etnici o da immigrazioni che fanno assimilare determinate persone, un numero sempre limitato di persone, a una società, tali per cui quello diventa popolo. Cioè il popolo non è una costruzione che viene fatta a tavolino, una costruzione ideologica, multiculturalismo. È una costruzione che ha la propria radice in quelle piccole unità che in una società si formano, sono la famiglia, sono i gruppi di amici, sono i piccoli insediamenti che maturano e devono maturare quindi nei secoli dei costumi, una cultura che da un lato li contraddistingue dagli altri, certo, da un lato crea limiti rispetto agli altri, ma è la legge naturale questa. Ognuno di noi, ogni cosa è differente dall'altra. Lo accennavo sabato scorso, lo riprenderemo nel seguito, quando tratteremo dello sviluppo, quindi dei metodi per porre rimedio a questa crisi. La crisi della democrazia. L'uguaglianza intesa come da un punto di vista teorico, non è un principio, non è mai un principio, è una constatazione, ed è una constatazione di tipo funzionale, cioè quando in un determinato momento, in determinata azione, mi serve avere elementi che posso classificare come uguali, l'uguaglianza in quel caso diventa un principio di azione, non è un principio assoluto, perché l'uguaglianza, il principio di uguaglianza in sé, in natura non esiste. Non esiste. Quindi diventa un principio di azione, un principio relativo, nel momento in cui serve. È chiaro che se devo mettere i cittadini in una conquista, i cittadini davanti alla legge devono essere tutti uguali. Poi bisogna vedere se il risultato effettivamente viene conseguito. Ma è un principio di azione, cioè è più conveniente, è più utile, è necessario che tutti i cittadini siano sullo stesso piano di fronte alla legge. Punto. Salvo casi particolari in cui è necessario che ne vengano distinti. E già questo ci dice che l'uguaglianza non è un principio assoluto. Ora, il fatto quindi che nel momento in cui questi popoli maturano, come avviene in tutte le civiltà, guardiamo noi rispetto alle civiltà africane, grandi civiltà tra l'altro, spesso e volentieri quella etiope, quella eritrea, pensate all'antica civiltà egiziana, le civiltà dell'America meridionale, però diverse da noi, diverse e per certi aspetti poco conciliabili. Ora, quindi l'utopia della convivenza, della multiculturalità, della convivenza universale è un'utopia che viene coltivata da chi vuole mettere tutti sullo stesso piano per dominarli. È una tendenza di tipo totalitaria. Poco da fare. Ora, questo, quindi
il problema è proprio, lo si vede fin dalle origini. Fin dalle origini, quelle che noi abbiamo citato un anno fa circa, Atene, le città greche, dove è nato, per la nostra civiltà almeno, è nato il concetto di democrazia, erano tutto tranne che democrazia liberale. Oggi, se dovessimo prendere la città di Atene, elogiata come esempio di democrazia da Pericle, lo dice anche l'inserto di cui vi sto parlando, se dovessimo prendere quella città di Atene sarebbe una democrazia illiberale, perché gli esclusi, tra schiavi e stranieri, erano forse la maggioranza. Ora, c'è quindi da rivedere alla radice il concetto stesso di democrazia. Democrazia che in qualche modo, che comunque non può e non deve dissociarsi dalla logica, come abbiamo detto. E la logica è quella che comunemente tutti noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Quella logica che impedisce da un lato il sopruso e dall'altro, se rispettata, consente al vicino di casa, magari il fessacchiotto di turno, di rappresentare il popolo o una frazione del popolo nelle istituzioni. Ma è valida questa rappresentanza, cosiddetta rappresentanza politica, è valida e ha senso nel momento in cui quel vicino rispetta, che il vicino che è stato eletto, il fessacchiotto di turno, rispetta la logica del vivere sociale, rispetta anche la morale del vivere sociale. Ecco perché davanti a una crisi spaventosa, come quella che per un anno abbiamo illustrato e che adesso viene messa per iscritto, attenzione, sull'organo l'Avvenire, l'organo di stampa della Conferenza Episcopale Italiana, e essendo il Vaticano a Roma è un organo che viene tenuto d'occhio sicuramente dalle autorità, dalla somma autorità, la pontefice. Ora, questa crisi che abbiamo illustrato ha una via d'uscita. Perché? E deve avere una via d'uscita. Perché? Perché la crisi stessa ha provocato disgregazione nell'ambito della società. Il buon senso è sempre meno buon senso. Laddove il diritto non c'è più, prevale la forza, prevale il far valere a ogni costo i propri interessi, i propri desideri. Non è democrazia quella roba lì, è sopruso. Ora, però, questo virus si è diffuso anche nella società. Ed ecco quello che abbiamo detto le 2 settimane scorse, la necessità di riproporre, di riunirsi, di trovare chi è disponibile a ricompattare, a ricostruire una dottrina sociale per le nostre società che sono a fondamento, sono cristiane. Ora, il neoeletto Papa, Leone XIV, ha detto chiaramente, si è chiamato proprio Leone perché intende produrre durante il suo pontificato una dottrina sociale che affronti anche questo enorme problema, soprattutto, l'ha detto espressamente, in relazione al fatto che le società sempre più vengono comandate da macchine che sono in mano a non si sa chi, a partire dalla questione dell'intelligenza artificiale, alla quale già ora molti si affidano, ma che dà risposte che sono di convenienza, sono risposte date prima di tutto da un'esperienza, quindi senza prospettive future, senza la genialità del vedere al di là dei tempi, ma dall'altro lato possono essere tranquillamente comandate e manipolate con omissioni e variazioni secondo quello che è stato
lo stile introdotto nel 1939 da Stalin, che ha creato l'Istituto Andropov a Mosca, un istituto universitario destinato allo studio dell'alterazione della verità. Cioè, la verità va alterata. Se io ritengo di possedere la verità, Stalin riteneva, in virtù della dottrina socialista, di possederla, ho anche il diritto di modificarla. Ecco, è la fine di ogni libertà, è la fine di ogni concetto di popolo, è la fine di ogni possibile costruzione democratica. Ora, quindi è un quadro che è complesso, quadro che è tragico. Leone XIV ha detto molto chiaramente: sono qui per sistemare un po' le cose, anche perché nell'ultimo decennio in particolare, la dottrina sociale della Chiesa è diventata più o meno un maquillage, diventato maquillage cattolico della dottrina socialista. Cioè, ciò che un tempo era la discendente dall'insegnamento del maestro per eccellenza, Gesù, è diventato un facsimile dell'insegnamento dell'antimaestro Karl Halevi Marx. E la cosa ha avuto, per carità, non è proprio così secco, determinato, però qualcosa di molto simile. E tant'è vero che i più ideologizzati, i più estremisti, dal punto di vista della progressività, come la chiamano loro, che è qualcosa che sarebbe tutto da discutere, sono proprio i cattolici. Si ritrovano nell'ambito cattolico. Sotto questo profilo possiamo rivedere quella che è e che verrà in luce nella 4 giorni di Pontida settimana prossima, la storia anche della Lega. Perché la Lega è nata? La Lega è nata perché i popoli del nord si sentivano oppressi da una burocrazia che esprimeva criteri logici e morali che erano in contrasto con quello che era il loro vivere comune, il senso comune, libero sentire che li caratterizzava. Quindi guardiamo a questo aspetto, fra virgolette, profetico della Lega. 40 anni fa il problema che oggi troviamo scritto nell'inserto Gutenberg ieri di Avvenire, 40 anni fa era già stato sentito, magari in modo confuso, magari non detto con la sufficiente chiarezza e con sufficiente precisione, certo, perché è un movimento spontaneo dettato dalla contingenza, da ciò che accadeva in quel momento. Però già allora questo problema, il problema della democrazia, si era posto, ed è sotto questo profilo, sto per chiudere, ed è sotto questo profilo che va vissuta nella 4 giorni di settimana prossima, anche sotto questo profilo, va vissuta la festa della Lega. Perché? Perché è una festa di libertà, perché il popolo, quando può beneficiare della democrazia, è un popolo libero. Quindi la festa di libertà è festa di democrazia. Ma libertà e democrazia, per quanto con riferimento a un popolo, viaggiano di pari passo. Nel momento in cui la democrazia viene meno, come in buona parte è venuta meno anche negli stati cosiddetti democratici, abbiamo visto con l'assassinio di 2-3 giorni fa, si spara per eliminare l'avversario, e non è questo il sistema democratico. Ecco, quando questo avviene, il popolo deve rendersi conto che ne va di mezzo non solo il proprio tenore di vita, ma la sua stessa libertà. Non è più libero di agire, di comportarsi come secondo i propri costumi, secondo le proprie convinzioni,
cercando di coniugare le proprie esigenze con quelle degli altri popoli. Non so se sabato prossimo con Pontida di mezzo ci risentiremo, a Pontida ci saremo certamente, se non ci sentiremo sabato prossimo, ci sentiremo sabato l'altro, proseguendo in questa cavalcata che va verso una nuova dottrina sociale e andando quindi a discutere i totem che la rendono necessaria e che la impediscono. Buon sabato, buona domenica a tutti quanti dal Centro Ronchi, un abbraccione a Matteo, un abbraccione a Tina, alla sua mamma e un saluto a Natalia dalla freschissima voce.